Quarta corsa, premio Aren Electric Power, Tris Quarte Quinte della serata, ben 18 al via, 2060 metri con l'autostart. Andiamo a leggere lo schieramento dei 18 partecipanti. 1 Vanessa Dippi, Roberto Andreghetti, 2 Usercaf MRS, Giustino Panicos, 3 Veri Rock, Davide Angeletti, 4 Ultrasfond, Marco Stefani, 5 Vita Bread, Edoardo Loccisano, 6 Don Bosco, Maurizio Cheli. In seconda fila 7 Veronese, Marco Basile, 8 Uragano dei Ledi, Vincenzo Piscoglio, 9 Vassallo, Nicola Bortolotti, 10 Vegas Claudet, Gennaro Mitrano, 11 Uftedmar, Antonio Greppi, 12 Vivaldi, Davide Cangiano. In terza fila 13 un Jumbo ZS, Marcello Vecchione, 14 Ultrasgrif, Andrea Vitagliano, 15 Venale, Antonio Di Nardo, 16 Viator Caf, Vincenzo Luongo, 17 Vastas Font 1000, Daniele Cuglini, 18 Una Di Maggio, Vincenzo D'Alessandro Junior. Stacco della macchina sulla retta di là, veloce Vanessa Dippi, veloce al largo Don Bosco che coglie gran partenza all'allevo di Maurizio Cheli e cerca di 15, sfondare, Venale, ma c'è Usercaf squalificato. MRS con Giustino Panico al suo interno, quindi deve spendere il francese, il figlio di Ridi Cash, ma alla fine scende la corda dopo 200 metri in 14,6. Primo passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Don Bosco davanti a Usercaf MRS, di fuori scoperto Veri Rock che si trascina Numero Uragano 4, dei Ledi Ultrasfont, in ottima posizione tattica. Poi terza alla corda Vanessa Dippi, lo squalifica per Ultrasfont, intanto 29,4. Ancora un 14,8 da parte del figlio di Ridi Cash che conduce davanti a Usercaf MRS. Veri Rock ora potrebbe anche sistemarsi terzo volendo, intanto 45,1. Vediamo cosa farà Davide Angeletti, ma c'è la mossa. Vediamo avanzare 13, a centropista il numero 18 di Una Di Maggio che è subito lì vicino a Don Bosco. 59,9 il primo giro, insiste Vincenzo D'Alessandro con Una Di Maggio, ma Don Bosco la respinge. Numero 16 Viator Caf, ha sbagliato anche Viator Caf, insiste Vincenzo D'Alessandro con la figlia di Letuché e sembra già sul punto di poter passare, ma cerca di resistere Don Bosco. Ha solo mezzo cavallo davanti, Don Bosco ora può con l'aiuto della curva rientrargli, sta venendo bene a Uragano dei Ledi, poi vicino ai primi anche Ultrasgrif, si lancia in terza Vasta Fond 1000, corsa molto movimentata con Don Bosco che stoicamente sta resistendo a Una Di Maggio. C'è forse anche un agganciamento, vediamo con Vastas Font 1000, situazione un po' intricata. Poi alla fine Andrea Vitagliano rompe gli indugi e lancia Ultrasgrif a centropista e sembra già sul punto di passare sui due duellanti. Ultrasgrif prende vantaggio, Monti il portante, ma arriva anche Uftedmar con Antonio Greppi. Prendono vantaggio i due, Ultrasgrif contro Uftedmar, sembra una lotta a due, gli altri sono ancora molto indietro con... Vediamo avanzare, ci sembra Veronese, siamo a 200 metri dalla conclusione, Ultrasgrif deve respingere l'attacco portatogli da Uftedmar e Antonio Greppi, ultimi 100 metri, cerca di difendersi, Ultrasgrif ci prova Uftedmar, ultimi metri, non è bello d'andatura, Ultrasgrif, Uftedmar ci prova ma si difende coi a denti stretti Ultrasgrif su Uftedmar, poi vediamo Veronese e Vivaldi ma... 1.15,8 la media al chilometro sui 2000 metri, ha sofferto alla fine Ultrasgrif ma pur non bellissimo d'andatura, cerca di difendersi e si difende dal finish di Uftedmar, quindi Ultrasgrif in schema un po' inedito per lui viene a ribadire la vittoria dell'altra volta contro un validissimo Uftedmar. Al terzo è Vivaldi che batte Veronese, mentre per il quinto posto probabilmente è Usercaf MRS. Rivediamo la retta d'arrivo con il bellissimo duello tra Ultrasgrif e Uftedmar, ma l'allievo di Andrea Vitagliano, che neanche l'allenatore ha vinto, il figlio di Classic Photo della scuderia Limitless, questa Tris di Cesena. Quindi l'arrivo dovrebbe essere 14, 11, 12,
poi vediamo 7 di Veronese e 2 di Usercaf MRS, ma attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale.